Io non c'entro assolutamente niente a cosa facete qua. Le parole di Carlo Maria Maggi nell'aprile 2012, quando la Corte d'Assise d'Appello di Brescia lo aveva assolto a sorpresa assieme agli altri coimputati. Oggi, dopo che la Cassazione aveva annullato quel verdetto e disposto un nuovo processo d'appello concluso nel 2014 con la condanna all'ergastolo, arriva la parola fine a una lunghissima storia, perché la stessa Corte di Cassazione ha confermato ieri il carcere a vita per il medico veneziano Maggi e il padovano Maurizio Tramonte. Ordine di esecuzione per entrambi, ma si è rischiato che il secondo svanisse nel nulla. Tramonte infatti risultava irreperibile, è stato però trovato a Fatima, in Portogallo, su segnalazione del ROS dei Carabinieri. Aveva lasciato l'Italia in auto ed era arrivato in Portogallo dopo aver attraversato Spagna e Francia. Pare che a Fatima stesse affrontando un percorso spirituale. Si conclude così una vicenda processuale, umana e storica che si trascina da oltre 40 anni, quella per la strage neofascista di Piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974. 8 i morti e 102 le persone rimaste ferite. Lasciate posto alla Croce Bianca! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso! La sentenza della Cassazione condivide le ragioni dell'accusa, conferma del carcere a vita per Maggi, leader della organizzazione neofascista Ordine Nuovo, ritenuto l'organizzatore dell'attentato eversivo, e per Tramonte, l'ex fonte dei servizi segreti che avrebbe collaborato alla strage. Sono tutto fuorché un teologo. Maggi e Tramonte erano stati condannati all'ergastolo dopo un procedimento dall'andamento complesso, come ha ricordato nella relazione il consigliere della Corte di Cassazione Alessandro Centonze, con il riferimento alle reticenze e ai depistaggi troppi che hanno percorso le indagini sulla strage. Se da Fatima si attende l'arrivo di Tramonte, da Venezia l'unico commento è quello del legale dell'80enne Maggi, l'avvocato Mauro Ronco. Maggi sta molto male, dice, una situazione non compatibile con la carcerazione. Ora deciderà la giustizia ordinaria il da farsi.